Ultimi fiori di melo per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Melo particolare perché questo è il Pont Prussian, luogo particolare perché qui siamo a Faller nel Bellunese. Perché a Faller? Perché qui c'è l'esperienza dell'albergo diffuso. Partiamo dalla notizia, quella delle polemiche tra alberghi e agriturismi in regione per una sorta di concorrenza sleale nell'accoglienza, quindi nei posti letto. Qui l'albergo diffuso dà dei posti letto, allora cerchiamo di capire perché questa potrebbe essere una terza via. Sì, noi siamo la nuova forma di fare turismo. Noi abbiamo un grande patrimonio a livello paesaggistico e a livello culturale e quindi ci siamo detti come sfruttiamo queste nostre risorse, come facciamo in modo che un territorio bello come il nostro sia fruibile a tutti coloro che hanno la possibilità e vogliono visitarlo, e questo è il risultato. Abbiamo una struttura fissa che ci fa da reception e da ristorante, ma allo stesso tempo sfruttiamo le case che ci sono all'interno del paese. Abbiamo 28 posti divisi in 7 abitazioni che sono fatte distribuite all'interno di tutto il paese. Ecco. Diciamo i numeri di quest'anno. Parliamo di prenotazioni piene, complete per la parte estiva, poi ci sono già delle prenotazioni a spot per quel che riguarda i mesi più autunnali, invernali. Principalmente è un turismo principalmente italiano, ma ci sono anche adesso tutta la parte estera che sta cominciando ad aumentare chiaramente. I paesi sono i paesi della Svezia, Olanda, principalmente tanti olandesi, ma anche ad esempio dalla Germania. Come scoprono Faller? Tramite comunque il passaparola o comunque le conoscenze effettivamente. Poi un'altra grande fetta lo scopre tramite il nostro sito, l'albergo diffuso. Ora siamo costretti anche in parte a rifiutare delle prenotazioni perché la richiesta è tanta e l'offerta è ancora in fase iniziale. Insomma. Grazie, adesso i titoli. Mentre cresce la polemica sugli agriturismi accusati di concorrenza sleale da ristoranti e alberghi, a Faller nel Bellunese la terza via con l'esperienza dell'albergo diffuso, un'economia nata dal prodotto tipico della zona, il Pont Prussian. Continua a diffondersi il flagello della flavescenza dorata. Dalle regioni il via libera a 2 interventi insetticidi, di cui il primo deve essere concluso entro il 15 giugno. Per chi non lo fa sono previste sanzioni da 1.000 a 6.000 euro. Caldo e mancanza di pioggia hanno prodotto un calo della produzione di grano duro e tenero in Veneto, rese ridotte anche di oltre un quinto nella regione che comunque aveva scommesso con un aumento del 12% delle superfici coltivate. Va meglio sul fronte economico, con valori di mercato in costante crescita. Da un fiore, che è un insieme di fiori, l'olio tocca sana non solo per l'alimentazione ma anche per il benessere della pelle. Con Renzo Gatto conosciamo meglio il girasole, applicazione fisica della teoria di Fibonacci che dimostra come la natura sia regolata dalla matematica. Se siete in ritardo sulla potatura delle vostre siepi, niente paura. Con i consigli di Adriano Favaretto rimodellerete le piante del vostro giardino senza perdere la fioritura della prossima primavera. Anche in agricoltura si può viaggiare in Porsche. Accompagnata dall'appassionato Gilberto Cadamuro, alla guida di uno dei primi trattori tedeschi del dopoguerra, Agnese ci racconta la storia della famiglia Biscaro di 7 comuni, che quel trattore l'ha sempre utilizzato tra le vigne di Malvasia. Ma per capire di più di questa esperienza di Faller incontriamo la vera anima che ha di fatto inventato questo albergo diffuso. Perché si chiama Faller questo luogo? Ma noi abbiamo scoperto le nostre origini praticamente alcuni anni fa, quando 2 tedeschi, marito e moglie, sono arrivati come turisti nell'albergo diffuso e ci hanno detto che loro erano di Faller, una cittadina che si trova in Germania, vicino a Wolfsburg. Loro ci hanno dato alcune indicazioni importanti, una delle quali è che una delle vette del Monte Rosa si chiama Corno di Faller e lì c'è anche Alpe Faller. Io sono stato a vedere quella località e mi hanno raccontato gli abitanti che loro sono di una provenienza, appunto, di una tribù che è partita dalla Germania, si è ubicata là e poi ha attraversato le Alpi, scegliendo posti sempre marginali rispetto alle grandi vie di comunicazioni, prendendo in affitto i terreni da lavorare come agricoltura dai principi vescovi e pagando poi l'affitto attraverso il burro e il formaggio esattamente il giorno di San Quirico e Giuditta. Noi abbiamo scoperto così la nostra storia, nel senso che Faller, il patrono di Faller è San Quirico e Giuditta, e fin tanto che c'è stata la latteria turnaria noi abbiamo sempre dato il giorno
di San Quirico Giuditta il burro e il formaggio al prete. Ecco, questa è la storia di Faller. E la storia del invece albergo diffuso? La storia dell'albergo diffuso è nata in maniera molto semplice. Quando noi siamo riusciti a valorizzare il paese attraverso la mela prussiana, perché il paese è stato dotato dalla Lega Ambiente per la coltivazione naturale, i turisti hanno incominciato ad arrivare e chiedere se potevano prenotare. Un piccolo paese non può avere un grande albergo. Abbiamo riunito il paese e tutta la popolazione, abbiamo chiesto chi era disponibile a entrare su questo progetto, cioè mettere a disposizione delle case che fossero a norma. Noi dal 2010 siamo cresciuti continuamente e adesso abbiamo anche il bisogno di ingrandirci, perché le richieste di poter venire ad abitare in questo paese sono tante come turisti. Adesso noi ci fermiamo per le notizie e poi andremo a vedere una di queste case dell'albergo diffuso. Si chiuderà il 15 giugno la finestra per il primo trattamento contro la flavescenza dorata. Va ricordato che la Regione Veneto ha dettato le nuove misure che comportano 2 trattamenti insetticidi nell'intera provincia di Treviso e Vicenza, nelle DOC Lison Maggiore e Piave in provincia di Venezia e nelle DOC Soave, Durello e Arcole in provincia di Verona. I trattamenti vanno fatti in tutti i vigneti sia produttivi che non in produzione, compresi nei vigneti a conduzione biologica. Va infine ricordato che l'inosservanza della norma comporterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. La siccità, con il caldo anticipato di maggio e l'assenza di precipitazioni, sta causando un calo della produzione di grano duro e tenero in Veneto. Gli addetti ai lavori prevedono una riduzione delle rese del 20%, anche se la qualità al momento appare buona. Il conflitto in Est Europa spinge invece i prezzi al rialzo. Nonostante le precipitazioni di questi giorni, dichiarano i coltivatori, ormai il danno è fatto e si prevedono perdite consistenti. La superficie coltivata a frumento tenero nel 2021 in Veneto è salita a circa 95.300 ettari, con un balzo in avanti del 12%. Rovigo si conferma la prima provincia per superficie con 25.100 ettari, seguiti da Padova, Venezia e Verona. Per quanto riguarda il frumento duro, la superficie regionale è di 15.000 ettari, con un aumento del 42% nel 2021, dopo il calo registrato nell'anno precedente. La nutria non è selvatica, quindi i danni che causa non sono risarcibili. Una beffa, secondo Coldiretti Venezia, che denuncia la forte presenza incontrollata della nutria e il grave pericolo che rappresenta per l'incolumità pubblica, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale e non ultimo ai danni provocati alle produzioni agricole. Gli agricoltori si trovano ad affrontare la situazione che è diventata ormai ingovernabile, sottolinea Coldiretti, senza poter contare in alcun risarcimento. Dapprima infatti la nutria è stata esclusa dalla fauna selvatica oggetto di tutela, da qui la conseguenza dell'inapplicabilità dei piani di controllo numerico delle nutrie messi in campo dalle ex province. Il tentativo di risolvere la questione da parte dello Stato, trasferendo gli interventi in capo alle amministrazioni comunali, non ha dato gli effetti sperati e le difficoltà operative sono all'ordine del giorno, mentre gli animali cresciuti in modo esponenziale stanno devastando le coltivazioni di grano di cui sono ghiotti. E qui siamo all'interno di una delle residenze dell'albergo diffuso, una residenza semplice ma nello stesso tempo funzionale. Questa residenza è per 2 persone e praticamente qui trovano tutto, trovano il letto per dormire, il kit asciugamani, il phon, i saponi. Tra l'altro noi, essendo nel Parco Nazionale delle Dolomiti, abbiamo l'obbligo di usare tutto quanto naturale, quindi anche i saponi sono saponi naturali. E poi hanno a disposizione la cucina per poter cucinare, per poter farsi da mangiare se vogliono, altrimenti c'è sempre la reception, ristorante, osteria. Siamo carta qualità del Parco Nazionale e quindi siamo tenuti a dare i prodotti che noi produciamo, quindi i prodotti del nostro orto, del nostro paese. E il primo di questi prodotti è il Pont Prussian. Certamente noi abbiamo uno strudel favoloso del Pont Prussian e abbiamo anche il risotto, ad esempio la mela prussiana, che è un risotto favoloso, ed altri prodotti che sono tanti, che vengono fatti dai succhi, dal sidro, dalle marmellate e dalle mostarde. Ecco, adesso andiamo sul pratico. Quanto costa? Allora, noi abbiamo un prezzo che è di 60 euro a notte per 2 persone. E voi non vi sentite di fare concorrenza agli alberghi, un po' come gli agriturismi, con questa esperienza?
No, noi non ci sentiamo perché noi siamo piccoli e soprattutto siamo su un paese dove praticamente un albergo non potrebbe mai nascere, e noi vogliamo che questi paesi possano vivere con la loro dignità senza togliere niente ai grandi centri turistici dove ci sono gli alberghi. Quindi è un progetto che dà una speranza a chi vive qua. Noi siamo una piccola comunità di 150 abitanti e vorremmo che i nostri giovani continuassero a vivere qua senza dover vederli andare via. Se in regione avessero l'accortezza di verificare i dati dell'indice di vecchiaia dei paesi dolomitici, si accorgerebbero che nel 2050 40 comuni non esisterebbero più. Allora io mi chiedo, la regione cos'è che fa per salvare questi paesi e perché anche ostacola questi progetti che poi sono una speranza per questi paesi? Io credo che dovrebbe invece, se ci crede, finanziarli, farli andare avanti, aiutarli con norme molto semplici che aiutano a nascere queste iniziative. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte parleremo proprio del Pont Prussian. Ripartiamo dai fiori di Pont Prussian per la seconda parte di Agricoltura Veneta qui da Faller. Ripartiamo proprio per parlare di questa tipicità e ne parliamo con il presidente del consorzio di tutela del Pont Prussian sotto a quest'albero che pensate ha 120 anni. Se un paese in montagna così stava morendo. Il Pont Prussian ha fatto sì che sia nato il consorzio, l'albergo diffuso, il bar Pont Prussian e quindi il recupero e la vendita della mela prussiana e quindi la promozione, la fiera del Pont Prussian, tutto questo ha salvato il paese e devo ringraziare la mela prussiana. Ecco, mela prussiana che ricordiamo produce un anno sì e un anno no. L'anno scorso era l'anno no, avrò fatto un quintale di mele. Quest'anno non saprei, una montagna di mele, una montagna. I fiori sono tantissimi, erano tantissimi, poi le mele cadono perché non ce ne stanno più di due assieme. Il consorzio cosa tutela in particolare? Il consorzio appunto tutela la mela, quindi la promozione, quindi la raccolta, la vendita. Siamo una trentina di persone il consorzio, quindi ma c'è tutto il paese che partecipa a questo, appunto alla vendita più che sia, e anche alla trasformazione in succo, che è un succo favoloso, e marmellate, tutti i derivati dall'aceto, aceto balsamico, la mostarda. E la tutela invece di questi alberi? Sempre dal consorzio. Dopo le piante antiche come questa non viene toccata, non viene mai toccata, non è mai stata potata, solo le nuove produzioni, le nuovi impianti vengono potati per avere più qualità di appezzatura e così, ma non queste. Non viene mai trattata, perché a Faller nessuno tratta nessun prodotto, e quindi quello che viene. Grazie Presidente Giovanni Moretton, adesso noi ci sentiamo il nostro Renzo Gatto. Girasole, Helianthus annus, è una pianta annuale. Il nome botanico deriva da Helios, sole, e Anthus, fiore, appunto il fiore che segue il sole. Attenzione però, il fiore, quello che noi chiamiamo fiore, che in realtà è il capolino, che è un insieme di molti fiori, segue il sole fino a quando questi fiori non sono, come dire, maturi. Quando diventano maturi, sta fermo nella posizione a est, dove sorge il sole. Perché ci interessa il girasole? Beh, naturalmente per l'olio. L'olio che è costituito per il 70% circa di acido linolenico e il 20% di acido oleico. L'acido oleico comunque è presente anche nell'olio di colza e soprattutto nell'olio d'oliva, dove può raggiungere anche l'80% circa. Questo ha delle caratteristiche interessanti per la nostra salute, perché si è visto che diminuisce il rischio di problemi cardiovascolari, oltre ad avere un effetto contro il colesterolo, per cui è importante consumare l'acido oleico e quindi anche l'olio di girasole. Attenzione però, dobbiamo sempre ricordare che un grammo di olio corrisponde circa a 9 kcal. L'olio di girasole viene anche utilizzato nella pelle secca e un po' screpolata dei piedini dei neonati.
Termino con una curiosità. Se osservate bene il capolino del girasole, che è formato da tanti piccoli fiori, vediamo che ogni singolo fiore fa parte di una sequenza che gira in senso orario e da un'altra che gira in senso antiorario. Il rapporto tra queste due sequenze, orario e antiorario, è sempre uguale a se stessa, 1,6. E questo che sia un fiore grande, che sia un fiore piccolo. Tanto è vero che ha portato Galileo a dire: la natura parla il linguaggio della matematica. Ma il Pont-Prussian non è solamente un prodotto, ma è anche il simbolo di un ambiente che va scoperto attraverso degli itinerari turistici. Di nuovo con Guido Trento. Quanti itinerari avete preparato per i turisti qui a Faller? Ufficialmente sono 5 truiz. C'è il truiz del Pont-Prussian, c'è il truiz dei Bosc, c'è il truiz delle Maghe e c'è il truiz della Fornace e il truiz panoramico. Qua parte il truiz del Pont-Prussian. Questo è un sentiero tematico ed racconta la storia appunto della mela prussiana. Quello che vediamo qua alle nostre spalle è il minatore che parte da Faller alla fine dell'Ottocento, si reca in Prussia nelle miniere dell'oro e poi torna con le calmere del Pont-Prussian. Il castello del principe Albert di Prussia, dove è nata la mela prussiana, era abitato dalla principessa Marianna, che era sua moglie, la quale in quel posto aveva sviluppato una quantità di miniere enorme, miniere d'oro, pensiamo che producevano il 20% dell'oro mondiale, e aveva realizzato contemporaneamente le ferrovie doppio binario, che sono quelle che ci sono anche adesso, le quali evidentemente confinavano poi con l'impero austro-ungarico che era lì vicino, e dove c'era la ferrovia che portava fino a Trento, e quindi per noi era facile arrivare da qui, arrivare fino lassù. E questa principessa, tra l'altro, ancora oggi è molto ricordata perché ha sviluppato anche la sanità, le scuole per i bambini, e ancora oggi parlare di principessa Mariana in quel posto è una cosa che fa brillare gli occhi alla gente che vi abita. Questa è proprio la rappresentazione del castello del principe Albert di Prussia in Silesia, nel giardino del quale è nata la mela prussiana, che è esattamente un incrocio tra la Renetta di Braun e l'imperatore. I nostri anziani hanno pensato che praticamente era importante mettere in mezzo ai meli prussiani una mela diversa anche. Questa poi abbiamo scoperto che era fondamentale per l'impollinazione della mela prussiana, ed è la bella del bosco, e fiorisse esattamente una settimana prima dei prussiani, richiamando quindi gli insetti tipo le api, fanno l'impollinazione naturale, che è la cosa fondamentale perché possiamo avere le mele. Qui finisce il percorso della mela prussiana e abbiamo la rappresentazione appunto della mela con il cuore, ma soprattutto abbiamo la tabella che indica le qualità che ha questa mela confrontata con tutte le altre mele che troviamo nel mercato. E se noi osserviamo la tabella ci accorgiamo che la quantità di vitamina C è molto più alta rispetto alle altre mele, per cui questa mela risulta essere anche veramente molto salutare. Grazie, adesso Adriano Favaretto. Questa settimana parliamo di potature in ritardo. Perché in ritardo? Può succedere, è meglio farla adesso piuttosto che in autunno, perché se la facciamo adesso fa tempo a preparare nuova vegetazione per la fioritura della primavera prossima. Se la facciamo in autunno e magari con i tagliasiepi non fiorisce, o se fiorisce qualcosa che si salva in mezzo. Allora, come procediamo? Qui vedete, c'è questo ramo, era bello, questa è una spirea Van Mutei, che fa una cascata, proprio piega i rami dalla fioritura che fa. Troviamo il ramo, ecco qui, vedete, lei sta già vegetando, io tiro via. Qui vedete ci sono 2 rami freschi che porteranno fiori l'anno prossimo. Tiro via questa parte vecchia, facendo così anche la riduco, la tengo mantenuta a cespuglio. Un altro esempio, vedete questo ramo ed è da tagliare qui. Questa zona qui, perché vedete ci sono già 2 rametti, uno per parte, che saranno quelli che andranno a fiorire per la primavera prossima. Altro esempio, la forsythia, quella che fa i primi fiori gialli nella primavera, febbraio, marzo.
Ecco, io la taglio qui perché così faccio stimolare, vedete sto ramettino fresco qua dietro, faccio stimolare questo che prenderà il posto per l'anno prossimo a fiorire, e lascio questi, accorciandoli poi, che prendano il posto, ma tagliandola qui faccio lavorare la pianta più indietro pur rimanendo al cespuglio. Ecco qua, vedete? La pianta non è che soffra adesso, perché come avete visto i tagli sono di diametro piccolissimo, questi sono i rami tagliati, come vedete, però nello stesso tempo notate che la pianta non ha perso la sua armonia di cespuglio, e in autunno, quando perderà le foglie, è bello anche vedere la continuità di rami, seppur spogli, vederli belli lanciati, che poi nella fase di febbraio inizieranno a fiorire e si inarcheranno carichi di fiori. Mi raccomando, fate un bel lavoro. Guido Trento, Faller non è solo Pont-Prussian, non è solo albergo diffuso, è anche itinerari della fede. Ad esempio qui dove ci troviamo? Qui ci troviamo alla chiesetta di San Giorgio di Sorriva di Sovramonte, e da qui passa il cammino delle Dolomiti che scende da Faller e poi prosegue per Croce d'Auni. Il cammino delle Dolomiti è un cammino molto bello, intanto perché attraversa tutte le Dolomiti, quindi parte da San Vittore, arriva a Sappada e poi ritorna ancora a San Vittore. Sono 30 tappe ed è un cammino anche frequentato, perché da quelle notizie che ho io è il secondo cammino più importante dal punto di vista religioso dopo quello di Compostela a livello europeo. E una delle tappe passa anche in questa chiesetta, che è una chiesetta stupenda, nel senso che è molto antica, ha delle pitture molto belle e ricorda anche un fatto molto preciso, cioè la peste del 600 che ha colpito il paese di Sorriva. Da qui parte ogni anno il giorno di San Giorgio la processione che viene fatta in paese fino dove c'è il cimitero che sono stati sepolti i morti di quell'evento infausto, e poi c'è la tradizione di fare la minestra di San Dordi, che viene costruita praticamente con burro e fagioli e poi viene distribuita in tutte le famiglie dai coscritti che quell'anno, cioè dai ragazzi che quell'anno fanno i 20 anni. È una bellissima tradizione con i costumi, molto sentita dalla popolazione. Possiamo dire insomma che Faller non è solo albergo diffuso, non è Pont-Prussian, ma anche un cammino interiore, volendo. Secondo me l'ambiente, siccome questo cammino ha preso come, diciamo così, base l'idea della meditazione e del rispetto della natura e dell'ambiente, credo che abbia un percorso che è veramente ideale per chi vuole vivere a contatto con la natura e incontrare se stesso nella sua spiritualità. Senta, quanto difficile è però questo cammino? Nel senso, è per tutti oppure bisogna essere preparati non solo psicologicamente? No, il cammino è per tutti, perché le tappe sono semplici, sono anche faticose, ma sono calcolate in maniera tale che tutti possano farlo. Grazie, adesso le previsioni. Nei giorni scorsi abbiamo avuto fenomeni di instabilità anche intensi dovuto proprio al forte caldo, quindi energia sospesa, e inoltre la situazione generale favoriva una discesa a impulsi di aria fresca che si scontravano, proprio questi impulsi, questa aria fresca si scontrava con l'aria più calda e dava vita a fenomeni, ha dato vita a fenomeni anche intensi, purtroppo anche dannosi. La situazione ora cambia, è ben evidente dalla carta del tempo, l'anticiclone delle Azzorre, che sarebbe l'autentico attore dell'estate, quindi il protagonista dell'estate, vedete che dall'Atlantico si estende verso di noi e garantisce, protegge tutte le nostre zone. Inoltre da questa situazione impedisce, come succedeva nel passato, di impulsi di aria fredda di penetrare, quindi un anticiclone anche intenso, e quindi non ci saranno quelle condizioni di temporali intensi. Poi i temporali sono anche tipici dell'estate, quindi sono anche fattori locali. Quindi questa situazione garantisce un fine settimana in segno del sole, con attività di cumulo durante il pomeriggio, ma ripeto, questa è l'estate, ma garantirà una situazione di tempo stabile anche per tutta la prossima settimana. Quindi c'è un prevalenza poco nuvoloso, attività cumuliforme più o meno intensa, più intensa naturalmente sui rilievi, dove nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio potremmo avere qualche temporale, ma ripeto, sono fattori locali. I venti sono deboli, direzione variabile, le temperature, ecco, abbiamo avuto un forte abbassamento nelle ultime
ultime ore, adesso stanno riaumentando, prossimi giorni le minime 18-20 gradi, le massime intorno a 30, ma prossima settimana temperature gradualmente a 32-33 gradi, quindi riaumentano. Sono temperature alte però dovute alla presenza dell'anticiclone dell'Azzorre, non dell'anticiclone africano, quindi un anticiclone tutto sommato più ventilato e quindi temperature alte ma più piacevoli, quindi meno afose, meno umide. E per finire l'alta Adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Guido Trento, perché siamo arrivati qui con questa installazione per le conclusioni? Perché questo ricorda un po' la cultura di un paese, le penne che si scrivono, eccetera. E qui difatti noi ogni volta che facciamo la fiera della mela prussiana facciamo un convegno, però è importante anche perché un paese per andare avanti deve guardare alla sua storia, avere radici ben piantate. A proposito di futuro, che futuro avrà Faller? Per quanto riguarda l'albergo diffuso noi stiamo vedendo che c'è un continuo incremento di prenotazioni e non riusciamo a dare risposte a tutti quelli che vorrebbero venire, per cui stiamo pensando, assieme anche all'amministrazione comunale, di allargare ad altre 4 residenze, così arriveremo da 28 posti letto, arriveremo esattamente a una quarantina di posti letto, che è già una dimensione, diciamo così, ottimale per il nostro paese. Possiamo dire che Faller è un esempio di alternativa all'agriturismo e all'hotel? Con questo progetto di albergo diffuso si valorizza il paese, non si toglie niente alle grandi strutture alberghiere e si fa vivere i paesi che altrimenti sarebbero morti. Io invito veramente la Regione a pensare bene al futuro di questo turismo, perché il turismo ambientale sarà quello vincente nel futuro. Non possiamo sempre dire no a chi fa queste cose, perché questi paesi stanno subendo un impoverimento di popolazione che è impressionante. Pensiamo che ci sono paesi in provincia di Belluno che hanno, e che sono quelli dolomitici, che hanno un indice di vecchiaia che supera i 300. Cioè significa che non ci sono più persone fertili e quindi sono paesi destinati alla morte. O questi paesi vengono rivitalizzati attraverso questo tipo di progetti e sostenuti concretamente, non mettendo vincoli e norme continuamente balzelli come succede purtroppo, ma andando incontro, cercando di aiutare a far nascere velocemente queste strutture. Io credo che può essere veramente un meccanismo che salva diversi paesi che altrimenti sarebbero destinati a morire. Grazie a Guido Trento, con questo appello si chiude quindi questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola questa settimana la affidiamo ai trattori, a una signora e una Porsche, e noi ci vediamo la prossima settimana. Questo è il trattore del mio papà, che dopo è diventato mio marito. Un Porsche per lavorare il vigneto che avevamo Merlot e Malvasia. Per lavorare piantarei. È un 8,22 di cilindrata, ha 11 cavalli, è dell'anno del 59. Mi penso già in che anni che l'ho fatto bene, perché ha idea sollevatore già in che anni ha, un attacco davanti, la meccanica fatta bene, un trattore da Germania fatto veramente bene, è bello silenzioso, è un monocilindro e lavora sull'iniettore, l'accelerazione avviene su una cremaliera dell'iniettore, il motore è raffreddato ad aria. Che ne ha abbastanza in giro questi trattori qua, che ne ha abbastanza, ne ha fatto parecchi, che ne ha è valida, è una macchina valida. Questa macchina qua è sempre stata valutata perché è la già più costosa di altre macchine, tipo il Same, tipo un Fiat, è sempre stata valutata di più, dicevo, ecco. È un Porsche, non ho mai detto, ma ok, è un Porsche. Finimo col proverbio, arriva a giugno col formento, spighe d'oro e schei d'argento. Dai, va bene così, dai, Marta. Marta che piove, sacramento.